Volano frecciatine tra Zlatan Ibrahimovic e Marco Materazzi. In un'intervista alla rivista JQ, l'ex Manchester aveva accusato Materazzi di essere un difensore che giocava per far male agli avversari. All'accusa, l'ex centravanti ha risposto tramite social, postando su Instagram la foto della Champions League vinta nel 2010. L'ironico post vuole ricordare la cessione dell'attaccante svedese avvenuta l'anno precedente, quando era stato dato al Barcellona in cambio di Eto'o, poi risultato decisivo nella stagione del triplete nerazzurro. Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti analizza il momento dei nerazzurri che stasera sfideranno la Roma a San Siro. Sì, un momento importante, molto positivo, è vero che siamo primi in classifica, però siamo consapevoli che ancora manca tantissimo. Dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera, io credo che il mister con i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, sappiamo che il campionato italiano sempre è molto difficile, già venerdì affrontiamo una squadra molto complicata e ci sarà da fare una grande partita. Ti ha stupito l'esplosione di Lautaro questa stagione? No, perché quando lo abbiamo scelto eravamo convinti che Lautaro possa dimostrare tutto il suo valore e tutto quello che sta dimostrando adesso. L'anno scorso è arrivato, ha lavorato benissimo, con grande umiltà, lo continua a fare e credo che fa parte di un patrimonio importante del club. Le parole del tecnico del Parma Roberto D'Aversa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone. Sicuramente mi è piaciuto il primo tempo, meno un arco di tempo del secondo dove abbiamo dato coraggio al Frosinone e dove abbiamo rischiato di subire anche il secondo gol, quando magari abbiamo avuto diverse possibilità per chiudere la partita e questo non ce lo possiamo permettere. Abbiamo messo in dubbio una partita che secondo me fin quando abbiamo avuto il pallino in gioco non c'erano dubbi. Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain, a breve potrebbe trasferirsi in Spagna. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, l'uruguaiano potrebbe approdare all'Atlético Madrid già in questa finestra di mercato. Interrogati sul futuro del calciatore, gli agenti di Cavani hanno risposto: dall'Atlético Madrid siamo stati chiamati per parlare di Edinson e in estate si potrebbe fare. C'è interesse, ma non abbiamo ancora parlato di cifre, siamo solo all'inizio di una negoziazione. Da quanto dicono gli agenti, quindi, sembra che sarà una cosa lunga, ma i colchoneros potrebbero essere la destinazione ideale per Cavani, il cui entourage ha dichiarato: l'Atlético Madrid è un grande club ed è una buona opzione per il giocatore, a cui piace molto l'idea per molti motivi. Per la grandezza del club, per la Liga, che è uno dei campionati più importanti al mondo, perché potrebbe giocare la Champions, per la lingua. Ora rimane solo da vedere se Edinson volerà davvero a Madrid o si lascerà tentare dagli altri club che lo corteggiano.